Dunque, dicevamo, stiamo parlando di questo argomento e può sembrare provocatorio, in realtà in qualche modo è questa l'intenzione. Eh, perché parlare di essere membri di chiesa, sono un membro di chiesa, proprio adesso che non possiamo vivere la chiesa fisicamente, incontrandoci, organizzando delle attività? Beh, lo scopo è anche quello di sfruttare questo tempo in qualche modo di riflessione per considerare le verità che ci presenta la parola di Dio, considerare il privilegio di far parte di una chiesa locale, della chiesa del Signore, e quindi poi quando potremo finalmente ritrovarci, sicuramente il nostro modo di servire il Signore sarà più responsabile, diciamo così. Intanto ringrazio anche i miei giovani che sono attenti anche a darmi qualche dettaglio tecnico, proverò a spostare il computer, purtroppo non ho mezzi tecnici molto avanzati, quindi abbiate pazienza. Se cado o se crolla qualcosa non vi preoccupate, è tutto nella, come si dice, il bello della diretta. Ecco. Bene, proseguiamo con il nostro argomento. La scorsa volta abbiamo detto che la Chiesa può essere intesa in due sensi. Intanto la Chiesa è l'insieme di quelli che hanno creduto in Gesù come Signore e Salvatore, sono nati di nuovo e ne hanno dato pubblica testimonianza attraverso il battesimo, sono quindi entrati a far parte della famiglia del Signore, del corpo di Cristo e questa Chiesa può essere intesa in senso universale, cioè tutti i credenti che in questo momento si trovano sulla faccia della terra, in Italia, in Cina, in Francia, in America, e tutti i credenti nella storia, quindi non solo nell'epoca presente, ma anche i credenti delle epoche passate. Questa è la Chiesa universale. Questa è una Chiesa che conosce Dio, perché noi non abbiamo i mezzi per conoscere pienamente tutti i componenti della Chiesa universale, ma poi c'è un altro senso per intendere la Chiesa ed è un senso biblico, è la Chiesa locale. La Chiesa locale è il modo che ogni credente ha per rendersi conto di qual è la famiglia del Signore. E la Chiesa locale è la Chiesa, l'insieme dei credenti che si riunisce all'interno di un luogo geografico, quindi i credenti vicini geograficamente. Abbiamo iniziato il nostro argomento parlando di due posizioni, una posizione critica di un credente scontento e una posizione invece di un credente che invece non era così critica. Il problema di chi vede la Chiesa in modo critico è forse che inizia a vedere la Chiesa come qualcosa che deve dare alla persona che la frequenta, mentre il modello biblico abbiamo visto che dice tutt'altro. Il modello biblico ci insegna che la Chiesa è il modo in cui noi facciamo parte del corpo del Signore, quindi è più nell'ottica del servire che non nell'ottica del ricevere o dell'aspettarci qualcosa. E il primo punto, noi stiamo affrontando questo tema anche facendoci guidare un po' da questo testo. Sono un membro di chiesa, un testo stimolante, insomma, che parla anche direttamente. Qualcuno mi ha chiesto, potete ordinarlo online su Adimedia o comunque lo trovate in internet. Vi direi venite a prenderlo in chiesa, ma purtroppo il locale è chiuso, quindi dovete aspettare. Ma se non volete aspettare, sicuramente potete ordinarlo online. Potete eventualmente chiedermi privatamente il link. Dicevamo, il primo punto che abbiamo visto qualche giorno fa, mercoledì, era nel capitolo Sarò un membro diligente, questa considerazione. Essere un membro di chiesa significa che tutti siamo parti necessarie di un insieme. Quindi Dio ha voluto introdurci in un grande progetto, Dio ha voluto inserirci nel suo corpo. Tempo fa, proprio mercoledì se non ricordo male, mentre avevamo questa diretta, eh, il presidente Conte, giustificando un po' queste misure che dobbiamo rispettare, diceva in questo momento siamo una collettività di
dicendo ognuno di noi è staccato dagli altri, ma sentiamoci in qualche modo collettività. Ecco, questa è chiaramente una situazione di grande emergenza. Eh, Quello che invece è il membro di Chiesa nella Chiesa è esattamente il contrario. Noi non siamo individualità nella collettività, non ci sono tanti individui singoli che vivono a sé e poi si trovano vicini ad altri improvvisamente. No, noi siamo delle parti necessarie di un insieme. Questa è la Chiesa del Signore. Ecco perché Paolo in Prima Corinzi capitolo 12 usa l'esempio del corpo, che è chiarissimo, insomma, il corpo non è fatto di membra che da sole possono esistere. Ogni membro del nostro corpo, staccato dal corpo, non ha più vita, non ha più senso di esistere, non ha più funzione. Questo è il senso di essere membro come parte di un insieme. Adesso vediamo un secondo punto. Dopo aver parlato della Chiesa come insieme, essere membro di uno stesso corpo significa che siamo differenti eppure collaboriamo insieme. Questo è un altro punto importante. Eh, Siamo differenti, questo è chiaro. La Chiesa del Signore non è una Chiesa che cerca di omologare le persone per farne degli automi uno identico all'altro, anche perché la metafora del corpo, quindi le membra del corpo, è chiara da questo punto di vista. La mano non è uguale all'occhio, l'occhio non è uguale all'orecchio o al piede e così via. Però tante volte il concetto qual è? Che qualcuno dice io sono differente, quindi non sono adatto a far parte di un insieme, io sono un'individualità così diversa dagli altri che in qualche modo non ce la faccio a vivere insieme ad altri, a collaborare insieme ad altri. Non è così invece, perché anzi la grande scoperta è che non c'è assolutamente nessuno uguale a un altro, nessuno. Siamo tutti differenti e quindi nessuno può dire ma io sono così differente, sono troppo differente da voi, che non posso stare in questo corpo, non posso stare in questa famiglia, non posso far parte di questa chiesa. È esattamente il contrario, proprio perché sei differente, sei quella parte necessaria che deve collaborare insieme alle altre. Il nostro testo faceva un esempio, diceva molti pensano che la chiesa sia un country club dove tu paghi la tua retta e ti aspetti dei servizi. In realtà è esattamente l'opposto. Tutti i membri della Chiesa hanno una propria funzione. Sono paragonati quindi alle parti del corpo, siamo tutti diversi, però siamo tutti necessari per il buon funzionamento della Chiesa intera. Ogni parte quindi deve compiere la sua funzione, altrimenti l'intero corpo ne soffre. Paolo dice nell'epistola agli Efesini, al capitolo, scusatemi, ce l'ho con gli Efesini, anche l'altra sera sbagliavo. Nella prima epistola ai Corinzi, sempre al capitolo 12, Paolo parla di un aspetto. Al capitolo 12, al verso 26, dice: se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui; se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono con lui. Questo va inteso considerando l'interezza del corpo. Se tu come membro differente ti togli dal corpo, il corpo ne soffre perché la parte che tu ricoprivi non può essere più portata avanti. E quindi questo crea un problema generale, anche se non è apparentemente visibile. Crea un problema, esattamente come anche un piccolo taglietto nel nostro corpo fa sentire in qualche modo il dolore al corpo, che si modifica nei comportamenti per non sentire più il dolore. Ci è capitato di avere male a un piede, iniziare a zoppicare dall'altra parte, zoppicare dall'altra parte e poi inizia a far sentire dolore, infiammazione all'altro lato del corpo. Questo per dire che non c'è nessun membro, seppur differente dagli altri, la cui assenza non procuri un danno al corpo. Quindi è necessario collaborare insieme. Alcuni dicono ma io ho una chiamata diversa, ho una chiamata per uscire fuori dal corpo. Non è così.
non c'è credente senza chiesa, dicevamo mercoledì, e del resto se ci sono chiamate particolari, noi dobbiamo però considerare che nella scrittura le chiamate particolari non sono autoproclamate, ma sono sempre riconosciute dalla Chiesa. Immaginate Saulo e Barnaba, chiamati dal Signore, profondamente convinti della chiamata personale, rimasero ad Antiochia, rimasero parecchio tempo ad Antiochia, ma poi venne un tempo in cui la loro chiamata particolare fu riconosciuta dalla Chiesa e poi loro furono mandati, sostenuti dalla Chiesa e il loro servizio contribuì alla Chiesa. Quindi nessuno può dire io sono così differente che sono da solo. No, ognuno è differente ma serve per collaborare nell'insieme. Questo è quindi l'altro punto. Vi ho promesso che avrei avuto un cronometro per non sforare, quindi proseguiremo non andando oltre nei tempi. L'altro punto dice: essere membro di chiesa significa che tutto ciò che diciamo o facciamo si basa sul fondamento biblico dell'amore. Il testo che stiamo prendendo come riferimento, Prima Corinzi capitolo 12, 13 e 14, è un testo che introduce alcuni aspetti dell'essere chiesa locale, del riunirsi, del vivere insieme, servire il Signore insieme. Ma poi in questo ampio brano c'è Prima Corinzi capitolo 13, che è il capitolo dell'amore per eccellenza. Paolo interrompe la sua trattazione sull'esercizio dei doni spirituali, sull'essere membri di chiesa, collaborare, con questa parentesi che parla dell'amore. E molti prendono questo testo per predicarlo nei matrimoni, molti sposi lo usano come promessa, si parla dell'amore, l'amore perfetto, l'agape, l'amore incondizionato del Signore, e queste cose sono sicuramente chiare. Però Paolo parla dell'amore nel contesto della collaborazione dei membri di una chiesa locale. Quindi contestualizzato noi dobbiamo renderci conto che essere membri di chiesa necessariamente significa muoversi, agire, pensare, parlare sul fondamento biblico dell'amore. E quindi se noi immaginiamo quello che dice Paolo riguardo all'amore, adesso leggeremo qualche verso, e lo contestualizziamo per esempio nelle relazioni tra i credenti, nel trovarci insieme, nel lavorare gomito a gomito, le cose più difficili sono collaborare tra le persone. Quindi comprendete che si sta parlando di un argomento molto importante. Ecco, Paolo dice riguardo all'amore: l'amore è paziente, l'amore è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, l'amore non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male. Ecco, se noi pensiamo a questi aspetti, l'amore è paziente, l'amore sopporta, capiamo bene che cosa significa, perché quando ci viene detto che noi dobbiamo far parte di una collettività, facciamo parte di un gruppo di persone, e uno vorrebbe starsene da solo, così non ha problemi, non deve trattare con chi ha un carattere più esubero, con chi è più sensibile, con chi è più egoista. È molto più facile stare da soli sicuramente, ma non è il piano di Dio e sicuramente non c'è benedizione in questa attitudine. Però quando si sta insieme allora è necessario farlo sulla base dell'amore, che vuol dire essere pazienti, che vuol dire essere non invidiosi, non vantarci, non primeggiare, non mettere in mostra le proprie qualità, non gonfiarsi, non comportarsi in un modo sconveniente, quindi pensare sempre che magari c'è qualcosa che potrebbe urtare gli altri, potrebbe essere sconveniente per gli altri. Ancora, non cercare il proprio interesse. Io mi sento di fare così, io dico questo, io ho questa idea, mi ha convinto il Signore, no, non vogliamo cercare solo il nostro interesse, ma noi vogliamo realizzare che facciamo parte di
di una famiglia, e non inasprirci, perché tante volte vorremmo noi essere compresi, ma noi non comprendiamo gli altri, quindi imparare a non inasprirci, non addebitare il male, non pensare che ci siano sempre dei secondi fini soltanto perché non vediamo di buon occhio qualcuno. Ecco, tutte queste cose ci dicono che essere membri di chiesa si deve fondare sull'amore, si deve fondare sull'amore perché altrimenti sarà impossibile. Ognuno di noi è egoista, ognuno di noi ha qualcosa che pensa che sia migliore degli altri, ognuno di noi crede che le proprie idee sono migliori delle altre, a ognuno di noi piace essere gratificato, complimentato in qualche modo. Beh, noi dobbiamo essere dei membri di chiesa sulla base dell'amore. Poi il nostro testo va avanti dicendo: essere membro di chiesa vuol dire che abbiamo una funzione nella chiesa. C'è una strana idea purtroppo che viene troppo messa come se non fosse un argomento importante, che si può essere membri di chiesa senza avere una funzione specifica. Ma pensiamo al nostro corpo. Pensiamo alla più piccola delle nostre ghiandole, alla parte che noi stessi non conosciamo del nostro corpo. Ogni parte ha la sua funzione. Non c'è nessuno che fa parte del corpo senza avere una funzione, e molti pensano che si possa essere membri di chiesa senza avere una funzione. Il nostro testo dice che tu puoi anche essere presente nei registri di chiesa, ma non appartenere alla chiesa e non prestare alcun servizio. Puoi essere uno che partecipa ai culti speciali. Ci sono quelli che non si sentono parte della chiesa, loro li vedi ai culti dove non devono fare nulla, oppure ai culti speciali quando c'è un ospite, quando c'è un film proiettato, e sono lì, se non gli si chiede nulla non fanno nulla. Oppure sono dei visitatori, allora vanno da una parte, vanno da un'altra, pensano di poter frequentare 2 o 3 chiese insieme e far parte della chiesa. Non è così, noi dobbiamo far parte di un corpo locale e in quel corpo noi dobbiamo avere una funzione. È possibile, alcuni dicono io metto l'offerta, quindi ho fatto la mia parte, ma tu puoi anche contribuire economicamente, pure non alzare un dito per aiutare nell'evangelizzazione, non visitare i malati, non collaborare in nessun modo che viene proposto dal pastore o nelle attività di chiesa. Questo non è essere membri di chiesa, non è il concetto biblico, è un'idea creata dagli uomini, è centrata sugli uomini, quindi sul tuo fruire dei servizi che ti offre la chiesa, ed è mantenuta dagli uomini, ma è esattamente l'opposto di quello che insegna la parola di Dio, perché essere membro di chiesa presuppone la partecipazione. Nel capitolo 12 di Prima Corinzi c'è questo concetto della totalità. Nessuno può dire ma io anche se non sono occhio non faccio parte. No, anche se non sei occhio sarai mano, sarai piede, e quindi tu devi svolgere la tua funzione. Il corpo è composto da molte parti: piede, mano, orecchio, occhio, naso, ma ognuna di queste parti possiede una funzione specifica. Il piede serve per camminare, la mano per sostenere, l'orecchio per ascoltare e così via. E noi che siamo membri di chiesa dovremmo avere la nostra funzione individuale, e non è qualcosa che ci dobbiamo aspettare che gli altri scoprano di noi. Noi dobbiamo fare la nostra parte, e crescendo poi la nostra parte si sviluppa meglio. Il concetto di essere membro inattivo nella chiesa è una vera e propria contraddizione, e biblicamente non esiste, non ci sono membri inattivi. Per questo ci viene chiesto di scoprire i nostri doni e capacità, per usarli nella maniera migliore al servizio della Chiesa e per la gloria di Dio.
e nel nostro essere differenti ci sarà grande forza se ognuno, invece di sprecare le proprie forze nel vivere la propria individualità, si sente parte del corpo e mette al servizio del corpo ciò che il Signore gli ha donato. Siccome siamo diversi, abbiamo doni e capacità diverse, ricopriremo diverse funzioni, ma se siamo realmente dei membri biblici, come insegna la parola del Signore, saremo diligenti e svolgeremo la nostra funzione in modo costruttivo. Uno degli interrogativi costanti, ascoltate un po' cosa dice il testo, che dovresti porti e fare a Dio in preghiera è: in che modo posso servire meglio la mia Chiesa? Non domandarti se è giusto che tu serva. Se fai parte della Chiesa, devi essere diligente nel servire. Questa è la nostra parte. Se siamo parte della Chiesa del Signore, noi dobbiamo contribuire nel svolgere la funzione che abbiamo in essa. Bene, concludiamo così. Il testo faceva una triste considerazione, diceva: purtroppo tante volte riscontriamo che c'è qualcosa che non quadra. I registri di chiesa hanno 150, 200, 300 nomi, però quelli che si sentono parte integrante, che partecipano nel corpo del Signore, alla fine sono forse un terzo. Beh, c'è qualcosa che non va. Lamentiamo tante volte che la Chiesa non è forte, che la Chiesa non ha un impatto nella società, ma iniziamo a chiederci, prima di andare a vedere più in là cose più grandi di noi, se noi stiamo svolgendo la nostra parte nella Chiesa del Signore, perché noi siamo chiamati a fare questo. Bene, io ho concluso, sono stato nei tempi 30 minuti e 27 secondi, sono quasi svizzero nella precisione. Vedo che avete continuato a scrivere nella chat, a salutare, sono contento, c'è in qualche modo una certa partecipazione. Quello che deve rimanere nel nostro cuore è questo: vogliamo essere dei membri diligenti, vogliamo fare la nostra parte, impegnarci, facciamo parte della Chiesa del Signore, non siamo delle individualità staccate. Il Signore, dopo averci salvato, ci ha introdotti nel suo corpo, e quando il Signore ritornerà, non chiamerà soltanto me, non chiamerà soltanto te, chiamerà la sua famiglia, la sua sposa, di cui noi facciamo parte, e noi vogliamo metterci tutto quello che è la nostra parte, il nostro impegno, essere dei membri diligenti per poter contribuire alla crescita e all'avanzamento del corpo. Io ho concluso, fratelli, vi saluto, continuiamo a pregare, continuiamo a rimanere in comunione col Signore. Vi voglio esortare in questo periodo in cui forse passiamo del tempo di più a casa, a leggere di più la parola del Signore, stare di più in preghiera, leggere qualche buon libro cristiano, cose che magari a volte non riusciamo a fare perché non c'è tempo. Questo è il momento in cui lo possiamo fare, quindi sicuramente questo sarà di beneficio per la nostra fede, il nostro cammino spirituale. Continuiamo a pregare. Vi ricordo che domenica mattina alle ore 11 avremo una diretta con la predicazione della parola del Signore. Rimaniamo in comunione spirituale, preghiamo gli uni per gli altri e il Signore ci benedica.